Carissimi amici, ben ritrovati a Spazio Vostro qui a Televenezia. Anche oggi abbiamo un ospite molto interessante, come sempre cerchiamo di portarvi dei temi e dei personaggi ovviamente di spicco, come in questo caso Margherita Cazzuffi. Buongiorno Margherita. Buongiorno Federica. Allora, Margherita è un'attrice, una cantante, un'artista, cantautrice poliedrica, possiamo dire, giusto? Dai, un saltimbanco. Un saltimbanco, ecco. Che cerca di fare del suo meglio. Che cerca di fare del suo meglio e lo fa molto bene. Allora Margherita, in arte Marg, giusto? Sì. Ok. L'ultimo nome d'arte, Marg con l'H finale. Ok, allora però io ti chiamo Margherita, possiamo anche darci del tu se dici, va bene? Va bene, va bene. Ok Margherita, allora... Sono d'accordo. Sei d'accordo? No, provi. Allora, lei è diplomata in edizione e recitazione presso l'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Sì. Vincitrice, ha lavorato tantissimo, è giovane però ha lavorato molto, quindi ha dato tantissimo nella sua carriera. Vincitrice del Festival di Castrocaro nel 1990, nel 97 ha inciso per la Sugar di Caterina Caselli, l'album Lo voglio ribelle, prendendo parte anche all'edizione del Festival di Sanremo, poi tra l'altro. Con Giorgia, Irene Grandi, Andrea Bocelli. Li hai conosciuti tutti? Tutti, Andrea Bocelli era della stessa casa discografica e quindi mangiavamo sempre insieme, eravamo nel tavolo, Andrea con la sua compagna, io con il mio compagno. E Giorgia era seduta vicino a me quando ci siamo esibite e l'ho conosciuta. Sono molto contenta, guarda, di avere un personaggio come te, ma anche come quelli che si sono succeduti e che si succederanno, perché voi, lei è padovana, no? E questo è importante perché questo riempie, ci fa capire quanti talenti abbiamo nel nostro territorio, che magari sono meno conosciuti, però danno molto, hanno dato molto. Quindi Federica, io volevo specificarti questo, sono nata a Dolo, in provincia di Venezia, e Padova è una città d'adozione, però d'adozione è stata anche Milano. Quindi ti senti più veneziana che padovana, diciamo. Dunque, con l'andare del tempo, man mano sto invecchiando, ritrovo, comincio ad avere il piacere e a risentire e a ricordare sempre di più le mie origini. Molto bene, anche perché è una zona molto bella, quella della Riviera del Brenta, quindi ti appartiene probabilmente. Sì. Nel 98 canta poi in duetto con un altro grande della musica italiana, grande cantautore come Roberto Vecchioni. Che io adoro. Anch'io. Con il brano O Primo Amore, giusto? Tratto dall'album Il Bandolero Stanco. Poi... Con cui abbiamo fatto anche il Festival Bar, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Mamma mia. Davanti a una marea di persone. Che emozione. Sì. Cosa vuol dire aprire un festival, cioè avere davanti un pubblico, diciamo così, una marea di persone lì per voi, per te? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Allora, l'emozione è tanta, però ho visto nella mia carriera che più persone ci sono, più io performo bene. Ah, ok. Quindi è come se io mi sentissi a casa. Ho avuto poche occasioni. Ti riempiono? Sì, mi danno sicurezza. Un'altra occasione è stata un'apertura di un concerto di Sting a Sassari, al Palasport, dove c'ero io, poi c'era Anita Zenda, poi c'era il concerto di Sting e mi ricordo c'erano 25.000 persone, una marea. E io prima di entrare ho fatto un passo, il tecnico mi ha detto tocca a te, ok? Ti ha dato una spinta? No, io ho fatto un passo, sono tornata indietro e poi sono andata, il tecnico di palco mi ha ricordato questa cosa. Hai visto questa sera, è stato bellissimo perché tu hai fatto un passo, no aspetta, e poi sono uscita. Penso che sia, insomma, naturale ovviamente avere questo primo approccio quando davanti ti ritrovi un pubblico così importante. E poi hai ovviamente aperto concerti oltre a quello di Sting, quello della compianta Giuni Russo, ad esempio, amatissima e bravissima. E la mitica invece... Uno dei miei primi concerti, ero giovanissimissima. Poi hai anche collaborato con Oretta Berti. Con Oretta Berti ho lavorato 2 anni in apertura concerto e come corista personale e ho dormito anche a casa sua, Federica, ho visto la Camera delle Bambole. No, sì. C'era anche Osvaldo? C'era anche Osvaldo, certo.
Non grandissime posso persone. crederci. Loro vivevano perché attualmente credo che le mamme reciproche non ci siano più, però loro vivevano Osvaldo Sì, Orietta, Omar e Otis e le due tutti mamme. colò. E le due E le due mamme, le mamme. mamme di Osvaldo e la mamma di E Orietta che mi aveva fatto i e che biscotti. effetto ti ha fatto essere a casa di un personaggio così? Guarda Te lo Federica, chiedo perché allora, per noi che non viviamo questa esperienza, almeno io, penso anche gran parte del pubblico che ci sta seguendo, sembra quasi, tu lo racconti con una certa naturalezza, no? Ho dormito a casa di Orietta Berti, poi mangiavo con Giorgia, con Bocelli, non è da tutti i giorni, s- però per ehm, te è diventato, diciamo, allora, come sono partita ed ero giovanissima, dopo la vincita di Castrocaro, è stata tutta una bellissima ascesa e quindi un contemporaneamente, susseguirsi. prima di vincere Castrocaro, io già lavoravo con Orietta Berti Ah, ok, e facevo la scuola di teatro, per cui sì, era un po', andavo a fare le serate, tornavo di notte, andavo a scuola a che Milano, insomma, però brava. sai quando si è Sì, giovanissimi. sei pieni di Sì, energia, poi infatti i musicisti dicevano la Margherita quando si sveglia dalla nottata in macchina è pronta per andare in ufficio, perché, incredibile, perché quando si è giovani è così, certo. poi diciamo è un po' più faticoso. Però è stata una carriera veramente in ascesa e io mi sentivo nel mio habitat e per me era molto naturale, è stato il dopo, Mm. quando c'è stato, diciamo, un'interruzione che là sono sorti i problemi, cioè, ma nel mentre che io facevo queste cose, io viaggiavo sempre con Osvaldo e Orietta in macchina perché facevo una parte di tragitto con i musicisti che dal Veneto andavano verso il sud, però poi magari oppure ci trovavamo a Bologna, io viaggiavo sempre in macchina con loro perché loro mi avevano preso come figliastra, mi adoravano, sia Osvaldo che Orietta. E Adesso i Orietta rapporti come sono? Vi sentite ogni non ci tanto? sentiamo più, Ah, che peccato. sì, è un peccato. I rapporti bisogna coltivarli, non Certo, so. non è No, facile. no, l'ho rincontrata quando io ho fatto Sanremo Giovani, perché lei era appunto, era nello stesso albergo Sì? ed era ospite. Ci siamo salutati, però poi Sì, poi ognuno ha preso la propria ognuno strada. prende la strada. Magari mi piacerebbe un giorno rivederla a un concerto. Sono sicura che ci saranno altre O occasioni. telefonarle, perché Fare magari, una però non ho mai telefonata. avuto coraggio, perché sai, sembra Ma sempre che io penso che poi... sia una persona invece che, per come appare, diciamo, io non la conosco, ma penso che le faccia piacere. Allora, Ascolta, lei mi ha insegnato molto, beh, a sicuramente. livello canoro mi ha Poi insegnato tu, molto. ovviamente, essendo preparata, sei preparata anche nel mondo del teatro, hai dato molto anche nel teatro, anche lì lavorando anche in questo caso con nomi importanti. Facciamo esempi Beh, di persone o di spettacoli che hai portato avanti. allora, ho lavorato principalmente con il Teatro della Tosse di Genova per, credo, 7 produzioni, quindi in 2 anni. E poi ho avuto una parentesi perché dei produttori di Milano erano interessati a me ed erano quelli che avevano prodotto il primo disco di Tricarico. Ho interrotto il teatro per andare a fare musica, per vedere se potevamo realizzare qualche progetto che non è semplice, sono sempre percorsi, non è che non sono percorsi matematici. Tu li intraprendi e poi può essere che vadano a buon fine e anche lì c'è stata un'interruzione. Poi contemporaneamente ho fatto un provino con il Teatro Giocovita e in maniera straordinaria, e poi ti spiegherò perché, mi hanno presa come protagonista di un'opera teatrale musicale e teatro anche d'ombre, quindi una cosa un po' particolare, quindi c'erano proiezioni di ombre, c'eravamo noi attori come protagonista e musicato totalmente dagli Avion Travel ed era stato Caspita, scritto da Peppe Servillo. caspita, Sì, e complimenti. quindi lì è stata proprio una tournée, secondo me, spaziale, perché abbiamo girato il mondo. Abbiamo fatto tournée in Italia, abbiamo fatto tournée che ha toccato la Francia, la Spagna, ma poi siamo andati anche in America e abbiamo fatto il coast to coast. Accidenti, Sì, è stata una Margherita. cosa... Spettacolare, brava, complimenti, veramente, guarda, sono
a parte che lo sapevo perché Ricordi avevo letto, forti, immagino anche, ti vedo anche un po' commossa, nel senso che hai dei ricordi, sì, piacevolmente. piacevolmente, sì. Ascoltami, quindi, Sai che poi io sono debole su queste cose. beh, abbiamo tutti una parte, diciamo, che ci colpisce Sono una di più. sensibile. Sì, sì, Anche fin troppo. lo siamo un po' tutti in varie parti, dipende qual è il nostro focus o quali sono i nostri obiettivi. Ovviamente io penso che tu nella tua vita, con questa carriera così spettacolare, tu abbia già raggiunto apici importanti. Tra l'altro adesso è uscito anche un tuo, adesso tornando alla musica, scusami se ritorno indietro, è uscito un nuovo album. Sì, ecco. Io vorrei che ne parlassi un attimo di Sì. questa cosa, perché è molto bello e poi i nostri amici da casa vorrei che dare indicazioni anche dove trovarti, per sentirlo, per ascoltarlo, dove scaricarlo, eccetera. Mm-mm. Allora, questo album racchiude veramente tutto il viaggio che io ho fatto artistico e nasce in primis come spettacolo di teatro canzone e poi in seconda battuta viene realizzato l'album con le canzoni che appartengono a questo spettacolo che ho scritto io. Inizialmente si chiamava L'amore viene e va e poi si è trasformato in Cosmo. Un bellissimo viaggio perché appunto gli arrangiamenti li ho curati io insieme al producer Giorgio Mantovan e è stato mixato, pensa Federica, da Steve Lyon, Sì? che io ho chiamato in soccorso, che ha lavorato tantissimo tempo con i Depeche Mode, poi comunque parliamo di nomi anche qui importanti. lui nell'ambito italiano, insomma, un po' si diletta nella sua professione fra l'Italia e l'Inghilterra. E comunque ultimamente ha fatto un progetto con Giusy Ferreri, per esempio, Sì. ha lavorato per Laura Pausini, insomma. Il titolo del... Allora, il titolo del mio progetto si chiama Cosmo. Cosmo. E L'etichetta è? Etichetta è Soviet, Soviet. di Matteo Marenduzzo, che io E salutiamo. Salutiamo. E questo perché ti dico di Steve Lyon? Perché Steve Lyon aveva mixato il mio disco con Caterina Caselli, quindi tantissimissimissimi anni fa. E poi vi siete ritrovati. Io l'ho chiamato, ho detto Steve, ho bisogno di missaggi un po' lisergici e tu puoi farmi puoi lavorare su questo progetto. Lui mi ha detto fammi sentire, mi ha mandato una prova, mi ha mandato un lavoro del primo brano, io ho detto no, è troppo, cioè così è troppo. È andata bene. E su questo ci fermiamo, ci prendiamo un attimo di pausa, sì. Ritorniamo subito dopo la pubblicità con Margherita Gazzuffi. Eccoci, siamo di nuovo in studio, qui a Spazio Vostro a Tele Venezia, in compagnia di Margherita Gazzuffi, in arte Marg, che ci stava raccontando, in questo poco prima appunto dell'interruzione pubblicitaria, del suo nuovo album appunto dal titolo Cosmo con etichetta Soviet e mi stavi poi dicendo che... Ma nulla, se qualcuno lo vuole ascoltare, che mi farebbe molto piacere, mi trovate sia su Instagram che su YouTube. Come Marg, con l'H finale, Marg Music, e l'album si intitola Cosmo, contiene 14 tracce, 14 brani, bello. Di cui 8 inediti che ho scritto io e 6 cover delle canzoni che più... E quali sono? Si può spoilerare? Certo. Oppure, beh, visto che è già uscito, allora, sono curiosa. Una canzone di Paolo Conte, Via con me. No, guarda, io ce l'ho sempre, io l'adoro. Sai quando la uso? Cioè l'ascolto spesso, però io me la metto quando salgo in aereo e decollo. Vedi, cioè, questa è una cosa che questa a me crea... un'affinità elettiva. È una cosa che mi crea, a me, un'emozione, infatti, come tu prima si vede... Cioè, a me la canzone di Paolo Conte, Vieni via con me, io me la metto su nelle cuffie, nel momento in cui l'aereo, sai, sta prendendo il volo, ecco, vieni via con me. Ottimo, è di buon auspicio. Poi c'è De André, Bocca di Rosa. Bocca di Rosa, c'è. Poi c'è Besame Mucho. Bella. Una canzone che dedicata, che parla della violenza sulle donne, che è Malo. Sì. Malo. Poi c'è
una canzone in francese, Est-ce que tu m'aimes? Oui, Oh mais oui. E tutte riarrangiate però, tutte riviste, pianoforte, violoncello, violino e caspita, percussioni. caspita, di E qualità. interventi di elettronica. Ah, Quindi è diciamo, risulta un album pop sperimentale, bello, però con innovativo. matrici leggermente classiche, perché io comunque Sì, sono nata in una famiglia dove mia zia insegnava pianoforte classico e quindi hai e quindi recepito. vedi il paese Dolo Sì, ritorna alle mie radici. Io ci ho scritto anche una canzone tanto tempo fa, Fiume di Paese, che è dedicato a Dolo. Invece dei tuoi inediti, quello che ti piace di più, quello che senti maggiormente tuo proprio, che dici, che titolo ha? Happiness. 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 Che non è a caso questo happiness. Che non è a caso. Allora, adesso ne parliamo perché si riconduce ad un'altra attività in cui la nostra Margherita si è dilettata, che è stata quella di attrice, però cinematografica. Quindi dal teatro è passata al cinema, ma avevi già fatto anche un'altra attività cinematografica prima, vero, con un altro... Allora, nel frattempo, sì? allora, io mi dedico al cinema praticamente da 1 anno e mezzo. Sì, ok. Nel senso che non so per quale ragione o quale motivo. Beh, la vita ogni tanto porta Sì, aprirsi porta delle delle porte. deviazioni o Sì, delle idee. certo. Fatto sta che comunque adesso è diventata invece la mia idea un po' primaria, nel senso che ci ho preso un po' gusto. Beh sì. Perché, beh, intanto Federica, tu sai che ho un figlio di 13 anni, quindi Certo. io ho avuto un periodo un po' in cui mi sono dedicata alla crescita del figlio. Quindi, però quest'anno è grande e ho sentito che potevo riprendere un po' in mano la mia situazione non oltreoceano, oltre Padova. Certo. E quindi ho cominciato a prendere dei treni, andare a Milano, andare a Roma ad affrontare questi provini e appunto sono stata presa per un cortometraggio realizzato a Milano con la regia di Han Ha, che si intitola Manichino, bellissimo, che adesso insomma sta volando in giro a concorsi. Bene. E poi appunto... E poi c'è Lascia tutto e seguimi. E poi c'è Lascia tutto e seguimi, e che grazie, ma veramente grazie infinite, solo e unicamente a Giuliano Mozzato, Certo. il produttore di questo cortometraggio, perché veramente lui è venuto e io E dico ti ha sempre... cercata proprio. Sì, mi ha cercata. Ti Io ha dico cercata. sempre che ho sempre degli angeli custodi che mi vengono a pigliare. Nel posto giusto, Nel posto giusto al momento giusto. Ma tu eri nel posto giusto nel momento giusto perché ti ha vista ovviamente come l'interprete principale di questa storia, che riguardava la storia appunto di una ragazza fuoriuscita appunto da una setta, quindi una storia molto, molto complessa. Ricordiamo che Lascia tutto e seguimi è appunto un cortometraggio adesso, ma è stato attinto direttamente dal libro appunto Lascia tutto e seguimi. Che cosa dire? A livello, la differenza tra il mondo teatrale e il mondo cinematografico sicuramente sono due entità completamente diverse. Sì. Hai fatto fatica ad adattarti alla cinematografia oppure ti sei ambientata subito? Perché comunque immagino ci siano tempi e anche modalità diverse di lavoro. Allora, nel teatro tutto è grande, tutto è veramente grande. Nel cinema bisogna pulire tutto, è molto più interiore. Nel teatro è anche interiore, ma è anche molto estetico. Certo. Nel cinema non ci sono le esagerazioni. Io devo dire che come attrice cinematografica ho attinto tantissimo alla mia sensibilità. E poi sai, fa tanto la fantasia di un attore, perché la scena la può fare il regista, ma il regista si può far condurre dall'attore, oppure ci può essere uno scambio. Però più che mai nella pellicola e in televisione, infatti oggi si vedrà, ma a teatro si vede meno questo, i momenti in cui magari una persona è più rigida, i momenti in cui magari una persona non è vera. La televisione, la telecamera, l'occhio della telecamera
coglie tutti i pori della tua persona e Non si quindi, scappa. e quindi non si scappa. Non si scappa di fatti, anche artisticamente. I live come cantante sono una cosa, Certo. cantare in televisione è un'altra, poi ci si può arrivare subito oppure ci si può arrivare con il tempo. Gli artisti, come i bambini quando crescono, hanno dei tempi fisiologici personali. E io probabilmente arrivo al cinema adesso, perché magari adesso mi sento più sciolta, magari la prima parte era un po' più rigida, e lo so, però perché mi sento No, più tranquilla. coraggiosa. Ah, ok. Mi sento più coraggiosa. Eh sì che, voglio dire, è un bagaglio Sì, culturale, musicale sì, importante, però voglio dire. Federica, la telecamera è un'altra Ah, cosa. ok. Quindi, nonostante questo, io prima, quando ero più giovane, non mi sentivo A tuo agio, di a mio fronte agio Ok. e quindi Quindi probabilmente non ho adesso con fatto una questo. maturità diversa vedi la telecamera. Adesso per me cioè nel senso me la mangio, Sì, sì, ho capito. Ti senti non ho nulla da perdere Esatto. e mi sento anche preparata. Perché la Infatti, preparazione è anche un po' diversa, è più matura rispetto a una certo, volta. infatti tu hai avuto il ruolo principale della protagonista che appunto, ritornando a Lascia tutto e seguimi della Mozzato Production, che salutiamo anche Giuliano Mozzato che è il produttore appunto, che insieme al suo staff, perché bisogna anche ricordare anche Alessandro Dal Colle, il regista che ti ha seguita tantissimo anche nelle fasi della regia, perché non è facile, perché quando ci sarà modo appunto per i nostri amici da casa di poter vedere questo film, ci sono anche scene un po' particolari, anche perché è un film che racconta una storia che non è particolarmente facile, è una storia complessa, riguarda la storia comunque anche di violenza su una donna, eccetera. Sì. E quindi Non è penso, stato facile l'aspetto psicologico soprattutto. raccontami questo. Ecco, quello è stato un percorso di lunghi Cioè preparativi. entrare in quella Entrare in quella un modalità. personaggio in cui non si ha esperienza, no? Sì. E quindi ho cercato un po' di avere dei riferimenti, e per esempio inizialmente mi sono preparata togliendomi tutti gli orpelli, gli orecchini Sì. e tutto pulendomi. Sì, anche Ma perché molti giorni prima, prima di tutto perché così non si vedono i buchi dei piercing, così, però io sentivo l'esigenza della preparazione molto prima. Ma poi ho cercato di capire a che pellicole o che personaggi io potevo fare Ispirarti. riferimento a livello cinematografico e non mi venivano in mente. E invece poi mi è venuto in mente Noi ragazzi dello Zoo di Berlino, Caspita. che avevo visto Posso dirti, anni, mi sono anni, venuti i anni. brividi Sì. perché me lo ricordo, è un film che mi ha lasciato un po', è un film di generazione. Sì, esattamente, quello perché appunto lì c'è proprio Sì. Cristiana F. Cristiana che cioè, per avere quella cosa lì si annulla. Si autodistrugge, sì. Mi vengono i brividi perché comunque lei vende il suo corpo, Certo, però ha una distruzione anche fisica, no? certo. Allora mi è venuto in mente quello e poi mi è venuto in mente però sempre appunto attinente alla droga, però questo invece Sì. che attinente alle sette, vedi, non è un argomento molto trattato, non riuscivo a capire. E poi mi è venuto in mente un grandissimo film che avevo visto anni prima, che si chiama La Luna di Bernardo Bertolucci. Certo. E mi è venuta in mente la scena della madre e il figlio, insomma le persone devono andarlo a vedere perché Sì. insomma poi devono andare un po' a sbirciare queste cose. Dove succedono delle cose che vanno al di là di quello che potrebbe concepire umanamente una persona che vive nella, tra virgolette, perché non c'è una normalità, però che ha netto il distinguo tra il bene e il male. Ecco che il bene e il male, oppure quello che si può fare e quello che non si può fare, in queste situazioni che psicologicamente sono non borderline, sono oltre, sono ormai andate, sono avanti, e come Marta, la protagonista che io interpreto in Lascia tutto e seguimi, a un certo punto si uniscono e la persona che vive queste cose non riesce più a capire e Chi è? si annulla, Certo. si diventa
una persona dove tu puoi solo togliere, non si alimenta più di se stessa, ma si fa alimentare di nozioni, quindi in Lascia tutte e segue, ma appunto c'è il carnefice e certo. c'è la vittima. Preda, dove lei appunto Marta viene violentata, viene maltrattata, viene picchiata, viene ridotta ai minimi termini umanamente, quindi è una condizione disumana totalmente, Certo. ma non solo da parte di Marta, ma anche da parte del carnefice, perché lui in primis, che è una persona disumana. Certo. Quindi avremo un po' tra poco l'opportunità appunto di vedere questo cortometraggio, che tra l'altro ha vinto un riconoscimento importante lo scorso 5 settembre, appunto un riconoscimento dato al produttore Giuliano Mozzato, appunto del Leone di Vetro come miglior cortometraggio. E poi ulteriormente la stessa il giorno precedente il film è stato presentato anche nella sala della Regione Veneto, accompagnati dalla Presidente della Sesta Commissione, Francesca Scatto, che ringrazio ancora per l'opportunità. Il nostro tempo, carissima Margherita, è terminata. Noi ci complimentiamo, mi complimento io personalmente per tutta questa carriera importante che hai portato avanti sin da giovane nel mondo musicale, nel mondo teatrale. Il fatto che adesso il cinema stia diventando per te un'altra, diciamo così, un'altra porta che si apre, ti auguro appunto di varcarla ancora di più e di sentirti ancora più a tuo agio sicuramente in ruoli che ti verranno sicuramente proposti, perché sei molto talentuosa. Che il sole mi aiuti. Sicuramente. Noi ringraziamo tutti i nostri amici di essere stati in collegamento con noi a Spazio Vostro, qui a Televenezia, e ci diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie Margherita, grazie Federica, è grazie stato mille. Un piacere Grazie immenso infinite averti qui. avermi ospitata. E niente, vi invitiamo ad andare a vedere il film. Grazie a tutti.